Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma non riuscivo a ritrovare questo audio che è stato pubblicato oggi dall'Accademia Chigiana di Siena. Questo è il coro dell'Accademia Chigiana di Siena, il coro della Cattedrale di Siena, e tutti i maestri della Chigiana, da Salvatore Accardo a tutti gli altri grandi maestri che hanno suonato per questa iniziativa dell'Accademia. Dicevo, scusate il ritardo, sono un po' arrossato perché arrivo da una gita al mare, però mi sembrava giusto che anche oggi, il 2 giugno, potessimo continuare il nostro percorso verso la scoperta della musica corale. Ora abbassiamo il volume dell'inno e quest'oggi, proseguendo il percorso attorno al romanticismo iniziato martedì scorso, vorrei farvi ascoltare e parlarvi di autori che io ho ritenuto, diciamo, ai confini del romanticismo, non dal punto di vista stilistico, ma dal punto di vista geografico. Ancora, come è già successo la settimana scorsa, non abbiamo parlato e non parleremo forse dei grandi, i più importanti, i più famosi autori del romanticismo, i tedeschi o di area germanica, come Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Hugo Wolf, una schiera di compositori e che hanno attorno un altro numero enorme di grandissimi musicisti che hanno fatto sicuramente la storia di quel periodo. Però attorno a loro nascono in quell'epoca, a livello culturale e anche a livello politico e sociale, dei moti che sempre di più cercano di evidenziare le singole realtà nazionali, i nazionalismi. Ogni nazione ogni popolo cerca di rivendicare la propria indipendenza, sia dal punto di vista politico che anche culturale. E quindi inizio facendovi sentire una cosa che è un po' già il finale del discorso, però intanto la ascoltiamo. Vediamo se lo trovo qui facilmente, perché spero di aver preparato tutti i documenti al posto giusto. Allora, dove sta? Eccolo qua, vediamo un po' se parte. Questo è un inno nazionale scritto da un grande compositore. (1865-1957). Sentite il volume? Alzo un po'. Questa è in lingua inglese, l'originale invece è in finlandese. Questo è Finlandia. Jan Sibelius scrive vari brani dedicati alla sua terra. Jan Sibelius è un compositore che vive a metà tra l'Ottocento e il Novecento e è uno dei grandi rappresentanti delle grandi tradizioni culturali del nord Europa. Porteranno lo stile romantico in questi grandi paesi del nord che pian piano sviluppano le loro economie e i loro commerci e che pian piano anche loro, in particolare in Finlandia, cercano la libertà, l'indipendenza dall'invadenza, in particolare in quel caso del popolo russo. Non posso far sentire oltre perché abbiamo tante cose da sentire anche questa sera, e dalla Finlandia non c'è un programma cronologico questa volta, lo facciamo geografico. Dalla Finlandia scendiamo
un po' verso sud o comunque andiamo nella penisola scandinava e ascoltiamo un altro grande autore, Edvard Grieg, e ve lo faccio sentire. Vediamo se lo trovo qua. Sì, dovrebbe essere questo. Nella versione di uno dei più importanti cori norvegesi e direttori norvegesi, che è il Grex Vocalis. Alzo un po' il volume perché dovete godervelo di meglio. I compositori di quest'epoca, i compositori che esprimono lo stile nazionale, cercano di usare temi legati alla propria nazione, temi popolari legati alla propria nazione, la propria lingua, usano melodie, testi anche a volte spirituali e poetici nella lingua della propria nazione. La maggior parte della musica di Grieg è in norvegese, poi noi spesso la eseguiamo o in tedesco o in inglese. Questo è uno dei pezzi più belli per coro che abbia scritto. Anzi, questo nasce per voce e pianoforte, poi questo è un arrangiamento, ma ha scritto tantissima musica. Tantissima musica per coro, ma anche tanta musica per orchestra e per archi e alcune opere. Ecco, di Edvard Grieg avevo preparato, ma vediamo se c'è oppure no, avevo preparato anche un brano che è l'Ave Maristella. Se non riesco a farvelo sentire entro questi 10 minuti, potete andare a seguirlo. È un pezzo questa volta invece in latino, è un pezzo per 8 voci, bellissimo, e ve lo consiglio. Ave Maristella di Edvard Grieg. Passiamo un po' invece all'altra parte della penisola scandinava, alla Svezia. Cosa succede in Svezia in questo periodo? Allora, noi abbiamo un compositore molto conosciuto in Svezia che è Hugo Alfen. Vi faccio sentire di Hugo Alfen, vediamo se lo trovo anche questo, ce lo dovrei avere qui. Un brano molto conosciuto anche suo, questa volta cantato da un coro italiano, dalla cantoria Sine Nomine, che è diretta da Carlo Andriollo. Anche questo brano si parla della Svezia e in svedese. Questi brani sono stati studiati, portati in Italia da Gary Greden, ma ha fatto una tesi molto interessante un allievo della classe di Trento del suo triennio, Daniele De Carolis, che preparò proprio con questo cantoria Sine Nomine e anche con il coro Hansel, diretti da Carlo Andriollo e da Nico Svetti, i brani della tradizione tardo ottocentesca scandinavi. Sentite che diversità di romanticismo, che diversità di melodie, di pathos, molto più intimi. Del nord Europa erano questi fin dall'Ottocento. Non è un mito moderno quello della staticità e della morbidezza dei loro colori. Era già chiaro nelle opere dei compositori di fine Ottocento. A parte che Hugo Alfen è un compositore che si affaccia, diciamo, al Novecento, muore negli anni 60. Un altro brano con lo stesso testo, Stemming, di Peterson Berger. Questo è un compositore sempre svedese, nato nel 867, morto nel 942. Sempre cantoria Sine Nomine. È straordinario sentire come la musica si fosse espansa a livello stilistico. Questo è proprio un romanticismo
perché molti di questi compositori studiavano in Germania e poi portavano questo stile nei loro posti, magari in cattedrali oppure in scuole di musica, in luoghi freddi, perché nell'Ottocento non c'era molta possibilità di riscaldarsi nei paesi del circolo polare artico e si è creata questa cultura del canto. Chi conosce anche l'opera di Grieg riconoscerà la stessa cultura, la stessa qualità di suono. Mi fermo. Quindi prima abbiamo sentito Hugo Alfen, invece questo è Peterson Berger, compositori svedesi. Mi sono dimenticato di qualcuno? No, passiamo invece, scendiamo ancora un po' e andiamo alla musica della Danimarca e poi ci sposteremo un po' verso est. In Danimarca si possono ascoltare in quest'epoca le opere di Carl Nielsen, vediamo se le trovo, Carl Nielsen, o un po' prima di Niels Gade. Ascoltate questo altro grande compositore che ha scritto tantissima musica per coro. Questo è Canto del mattino, Morgensang, anche questo in danese, per coro e orchestra. Più si scende chiaramente verso l'ambito tedesco e più i colori si avvicinano a quelli del tardo romanticismo germanico. Siamo un po' chiusi nell'idea che il romanticismo, a parte l'opera, particolarmente l'opera italiana, sia di 3 o 4 autori: Mendelssohn, Brahms, Schumann, Bruckner. E invece, come in tutte le epoche, anche il romanticismo, forse ancora di più, perché si aprono, scusate che devo staccare questo, si aprono a una miriade di compositori che hanno espresso, proprio perché usavano la propria lingua, sempre maggiormente lo stile di una nazione, lo stile, il colore e la passione di quella nazione, l'atmosfera. Ecco, come questi compositori, vediamo se ora trovo il file, scusatemi che oggi non li ho preparati al meglio, vi faccio sentire, ecco, questo file invece che è Dvorak, quindi andiamo un po' verso l'est. Anton Dvorak, 841-904, il compositore della grande sinfonia del Nuovo Mondo, compositore che va negli Stati Uniti, ma che mantiene per grande parte della sua vita questa relazione straordinaria con la sua terra. Questi pezzi sono in lingua ceca. Li conosciamo poco perché i nostri cori cantano raramente in lingue che non siano l'italiano, il latino, un po' il tedesco, raramente il francese, qualche volta l'inglese. Però ascoltate che bellezza questa musica. Coro 4 voci, opera 63 di Dvorak. E come lui poi scriveranno per coro tanti altri autori, fino poi ad arrivare alla famosa scuola ungherese che nasce in questo periodo, fine 800, però un po' dopo si sviluppa nel 900. Nel 54, 854, e muore, se lo devo leggere, nel 28, un altro compositore di quest'area, che è Leos Janáček, scrive tante musiche per coro. Scriverà anche, dopo di lui, Martinu, altro compositore. Scriveranno altri. Ci sarà, diciamo, un'espansione nella zona a livello culturale e sempre di più useranno la loro lingua. Ecco, Leo Janáček fa un percorso ancora più interessante perché lui studia proprio la
prosodia e nelle sue opere cercherà di scrivere delle melodie piccolissime che ricalcano il parlare, quindi userà spesso la propria lingua chiaramente e cercherà, un po' come avevano fatto nei madrigali gli italiani, cercherà di imitare l'inflessione del parlato, quindi quando si sale l'intonazione, quando si scende, quando rallenta. Questa attenzione alla lingua la ritroviamo anche sulla messa che lui ha scritto, la messa glagolitica. Glagolitica perché usa dei testi dell'antica lingua, diciamo, originaria di quella zona, che è la Repubblica Ceca, diciamo tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, il glagolitico. Ecco, ascoltate questa messa straordinaria, vi faccio sentire il Gloria, eccolo qua, per orchestra, ma versione anche per organo, soli e coro. Questo è il Gloria della messa. C'è un'introduzione bellissima per orchestra, Kyrie, Gloria, e si vede che anche la strumentazione comincia a cambiare. Sentite come la parola slava che lui cerca di dargli un ritmo simile al parlato, quindi taglia un pochettino nella relazione con la propria lingua, taglia l'espressività tipica del romanticismo che ci aveva portato ormai in quell'epoca, ancora nell'opera, frasi lunghissime, frasi portate con una voce per 20 secondi, 25 secondi di frasi enormi. Vedete come sono frasi piccole, brevi, che fanno riferimento a un parlato, una forma parlata del discorso. Ta 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 ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta. Sentite come il ritmo non è un ritmo definito, è il ritmo della parola. Questo porterà questo compositore e anche altri nei primi del Novecento a cominciare a scrivere in alcune frasi, soprattutto in quelle melodiche di un solista come in questo caso, delle forme musicali che non sono più quartina, terzina o duina, ma anche quintina, settimina, perché deve dare un ritmo, deve cercare il ritmo che avrebbe la parola. Parava, che avrebbe la parola. Sentite che non è un ritmo che avrebbe la parola. E quindi questo compositore, Leos Janáček, va alla ricerca proprio della prosodia, sia a livello melodico che a livello ritmico. Andiamo ancora un po' verso est e torniamo un po' indietro come tempo, perché in Russia, sotto l'influenza di compositori italiani come Sarti, si è sviluppato in quest'epoca, vediamo se l'ho scaricato, sì, eccolo qua, una grande tradizione corale. Ecco, la grande tradizione corale sfocia su due importantissime opere musicali. Una forse la conoscete tutti perché da questa c'è un brano che viene cantato da molti cori, che è Bogorodice Dievo di Rachmaninov, dai Vespri. Questi invece sono la liturgia per San Giovanni Crisostomo di Tchaikovsky, esecuzione del Maggio musicale fiorentino. Se arriva. Tchaikovsky, quello del concerto del pianoforte, quello delle sinfonie, del concerto per violino. Solo e cori. Chi ama la cultura russa, la cultura ortodossa, la pienezza, la luminosità di questa musica, si può ascoltare tutta questa liturgia. È un'opera grandiosa. Come sarà? Devo chiudere, mi dispiace. Come sarà un'opera grandiosa? Il brano, vediamo se lo troviamo qui subito, altrimenti si va di qua. Il brano Bogorodice Dievo, ma anche Tebe Poyen
di Rachmaninoff che fanno parte del Vespro di Rachmaninoff, opera monumentale per coro. Questo è Tebe Poyan. Usano lo slavonico, la lingua parallela al latino, cioè la lingua della Chiesa ortodossa russa, come l'avrà usata poi successivamente anche Stravinsky per i suoi brani sacri Ave Maria, Pater Noster Credo. Prima di passarli in latino li ha scritti in slavonico, e come in slavonico ha scritto anche Arvo Pärt il suo Bogorodice di Sedievo. Ecco, qui i compositori riprendono la propria lingua, riprendono la propria, e usano non soltanto la musica sacra, anche con i poeti, le lingue madri. Non scrivono in tedesco, non scrivono in italiano, chiaramente non scrivono in latino, e usare la propria lingua gli concede l'opportunità creativa di andare alla ricerca di radici diverse da quelle che probabilmente riescono a trovare quando scrivono invece per orchestra, oppure attraverso questi brani inventano anche nuovi sistemi di lavorare con l'orchestra e con gli strumenti. Anche questo è un brano che dovete assolutamente ascoltare. Tutto il Vespro di Rachmaninoff è circa un'ora di musica, non vi annoierete, è straordinario, magari con un testo tradotto a fronte, così seguite quello che dice, ma è un'opera straordinaria di un altro grande compositore russo. Ora facciamo un salto dall'altra parte completamente, andiamo in Inghilterra. Abbiamo fatto l'altra volta un po' il percorso sull'Inghilterra, abbiamo visto che il loro romanticismo è un romanticismo un po' particolare, che riguarda un po' l'antico. Abbiamo visto Stanford, Parry, abbiamo visto altri compositori. Cosa accade quando vanno alla ricerca delle loro radici? Ecco, vanno alla ricerca di radici legate al folklore, legate alla musica popolare. E vi faccio sentire alcune cose di Gustav Holst. Vediamo se c'è qua, che l'abbiamo preso. Niente, non lo trovo. Oggi va così. Vediamo se abbiamo invece in questo punto qua. Vaughan Williams. Questo però non è un brano popolare, è il Kyrie della messa in sol minore di Vaughan Williams. Vaughan Williams, altro compositore che sta a cavallo tra l'800 e il 900, uno dei grandi, successore di Parry, di cui abbiamo parlato martedì scorso. Sentite questo Kyrie, è straordinario. Se parte. Questo è dal vivo a Westminster durante una celebrazione. Il coro di Westminster. Fermiamo qua. Un altro compositore che scrive musica e fa riferimento ai temi popolari è Gustav Holst. Scrive 6 brani su canti popolari. Devo cercarli perché non ce l'ho fatta a prepararli prima, ma li troviamo facilmente. Vediamo se li trovo. Eccoli qua. E quindi i compositori inglesi come vanno alla ricerca, come farà poi dopo il mondo ungherese e come hanno già fatto parallelamente nel nord Europa, sui temi popolari e la propria lingua, a volte anche usando l'irlandese, il gaelico. Questa
questa musica è già più conosciuta perché intanto è una lingua che pratichiamo meglio e poi perché l'invasione dei gruppi inglesi tipo King Singers, Bosses 8 o altro ci fa sentire spesso in internet questi brani. Questo è Gustav Holst, quello dei pianeti, quello dell'Ave Maria per coro femminile. Mi fermo. Come Holst, altri compositori in quest'epoca vanno alla ricerca di melodie della propria tradizione, lo farà anche Elgar, lo faranno anche altri autori minori e lo farà sicuramente anche Vaughan Williams, di cui prima abbiamo ascoltato il Kyrie della messa in sol minore. Ecco, questa cultura che sempre di più si avvicina ai canti popolari per riuscire a dare e a trovare nuova linfa creativa, perché il canto popolare offriva stratagemmi musicali, ritmici nuovi, aveva una schiettezza proprio del racconto. Vedremo, se riusciamo a fare un ultimo passaggio la prossima volta, sul proprio l'inizio del Novecento, come proprio anche autori come Debussy, come Ravel e anche in Italia altri compositori utilizzeranno proprio il canto popolare per aprire nuove strade. Quindi non vanno ad aprire nuove strade soltanto cercando armonie nuove, cercando nuove sonorità, ma anche proprio essendo stimolati da tematiche differenti, tematiche nuove. Questo accadrà un po' in tutte le nazioni, anche in Germania, perché ad esempio sono famosi i Deutsche Volkslied di Brahms e anche diciamo, gli autori tedeschi andranno alla ricerca, perché sarà importante per tutti i compositori di quest'epoca andare verso una nuova visione della musica. Poi c'è chi si indirizzerà verso la dodecafonia, chi attraverso il canto popolare si distanzierà dalla dodecafonia e andrà verso un mondo, diciamo, più modale, un po' più antico, e chi invece, come ad esempio ungheresi, andrà attraverso il canto popolare a creare una nuova entità, un nuovo modo di far musica, un nuovo modo di far ritmo, di mescolare le tonalità, perché nel canto popolare c'era tutto questo. Vi lascio, perché non credo di avervi fatto sentire, con Carl Nielsen. Quindi siamo tornati, abbiamo fatto il giro dalla Finlandia, siamo scesi giù, siamo arrivati in Danimarca, scesi per l'est Europa, arrivati fino alla Russia, un salto enorme sulla Inghilterra. Vorrei ricordarvi che anche i francesi, con ad esempio il brano Fauré, vanno alla ricerca di nuove tradizioni e nuovi testi, un testo di Victor Hugo con cui Fauré scrive un pezzo magnifico, e finiamo il discorso nuovamente nel nord Europa con Carl Nielsen, compositore danese, che scrive una serie di salmi tutti in danese, di cui vi faccio sentire anche in questo caso questo è un brano con l'orchestra. Carl Nielsen è un altro dei grandi compositori che crea una tradizione. È il più grande compositore danese dopo Buxtehude del periodo barocco. Però potete riconoscere ancora l'idea proprio del romanticismo, potete riconoscere come questi compositori di ambito più vicino alla Germania avessero ancora un'influenza importantissima legata alla cultura. Spesso andavano a studiare a Stoccarda, ad Amburgo, studiavano nelle grandi capitali culturali di quel periodo, e poi dopo si riportavano la loro cultura musicale nelle loro città. Quindi il fulcro dall'Italia nel Settecento, quando gli italiani sono spostati verso varie parti d'Europa, anche economicamente e culturalmente si stava pian piano spostando più verso
l'ambito tedesco, e sarà lì che si svilupperà poi la musica dodecafonica, la scuola di Vienna, quindi l'ambito austro-ungarico e tedesco, e sembra veramente essere una ondata che dal romanticismo fino ai primi del Novecento, fino a tutta la seconda guerra mondiale, resta centrata sulla Germania, con un fulcro importantissimo che sarà anche Parigi, soprattutto nei primi del Novecento. Infatti la settimana prossima parleremo proprio della musica in Francia, della musica corale in particolare in Francia nei primi del Novecento, con Debussy, Ravel, Milhaud e tanti altri compositori che hanno scritto per coro in quell'epoca, che poi hanno lasciato anche una grande esperienza agli italiani. Chiudiamo nuovamente con l'inno cantato dal coro della Cattedrale di Siena e dell'Accademia Chigiana, dagli studenti e dai maestri dell'Accademia Chigiana. Buona festa a tutti, grazie di essere stati qua. Ci vediamo domani, per chi vuole, con un incontro sulla musica antica con grandi maestri, studiosi di musica antica, appassionati di musica antica, per parlare di come si studia, come si porta avanti la musica antica ad oggi in Italia. Mi fermo qua, buona serata a tutti. Per chi volesse seguire lezioni simili a queste, l'associazione Vox Cordis il 20 e 21 di giugno metterà su la festa della voce, che si dovrà realizzare dal punto di vista dal vivo, invece la realizzeremo online. Trovate sul sito dell'associazione Vox Cordis il modo per iscriversi. Per chi ha frequentato la festa della voce negli anni passati è gratuito, e per tutti gli altri c'è un piccolo contributo di 10 euro. Un'altra iniziativa che è partita in questo periodo e che si svilupperà a Fano per il Festival Internazionale di Musica, per l'incontro polifonico di Fano, è proposta dall'ensemble vocale UT. Sono in pochi giorni arrivate tantissime iscrizioni, stiamo quasi chiudendo le iscrizioni, dovevano chiudersi il 30 di giugno, e quindi chi volesse iscriversi lo faccia velocemente, perché sono quasi al completo in soli 3 giorni di apertura. Queste informazioni le trovate sul sito dell'associazione invece UT. Con me, chi vuole, si vede domani. Buon tutto. In settimana esce anche l'intervista al maestro Giovanni Bonato per A Tu per Tu, e diciamo entro 10 giorni uscirà anche l'intervista straordinaria al maestro Gary Graydon. Ciao a tutti.